Ieri è stata la prima volta con la nuova formula che abbiamo presentato, Cronista Rosso-Blu, tra storia e leggenda, l'appuntamento che ci porta con il libro Storie di un cronista smemorato, Leggende Rosso-Blu appunto, a girare per la Sardegna. Lo abbiamo fatto partendo da un'associazione di Sinai che si è mostrata veramente interessata a tutti quelli che sono i temi che abbiamo portato, con un corredo di video a dir poco ricca, perché sono 40 minuti, addirittura dobbiamo pensare probabilmente di sfoltirne qualcuno perché alla fine diventa troppo lunga la serata con tutti i video che abbiamo portato. Video e slide per discutere di molti aspetti, degli equilibri che ci sono tra il calcio industriale e il calcio che vogliono i tifosi, tra il calcio dei profitti e il calcio delle passioni. È un confronto che abbiamo analizzato a fondo in quelle che sono le dinamiche che attualmente il calcio porta avanti, e con un pensiero, il fatto che questo genere di equilibrio è necessario trovarlo per evitare che il calcio scompaia, perché se i profitti, i guadagni di calciatori, operatori di mercato, le stesse società finiscono per essere al centro dell'attenzione in modo esclusivo, senza tener conto invece di quelli che sono, se vogliamo, gli infantili bisogni dei tifosi, quello di vivere lo sport ancora come passione, come ambizione, come esempio educativo, insomma alla fine se questo equilibrio non si trova si rischia di far scomparire il calcio con tutte le sue dinamiche. Su questo ci siamo confrontati, abbiamo fatto un'analisi a fondo di quelle che si possono definire bandiere, abbiamo visto quali sono le bandiere o quelli che sono i giocatori più presenti nelle diverse squadre di Serie A, e abbiamo discusso, analizzato tutto questo, proponendo poi alcuni profili di calciatori che possono rispondere ai connotati o di quelle che sono gli esempi educativi che ancora ci sono, oppure quelli che sono invece purtroppo gli esempi negativi. Insomma, un viaggio intorno al calcio che chiaramente ruota con il Cagliari al centro dell'attenzione, partendo chiaramente dal Cagliari, partendo dalla passione che i tifosi, compreso il sottoscritto, continuano a condividere, che ci portano a illuderci del fatto che lo sport possa primeggiare anche laddove gli interessi economici diventano alti, anche laddove il profitto delle diverse aziende finisce per essere al centro dell'attenzione e soprattutto a carattere prioritario. Chiunque volesse avere questo genere di iniziativa nel suo centro, può essere anche una scuola, perché poi i temi sono particolarmente educativi anche nell'analisi di quelli che sono gli esempi che vanno seguiti, i modelli di riferimento per quanto riguarda lo sport. Nelle scuole, ma anche un singolo privato che intende organizzare una manifestazione in un circolo che frequenta, oppure un Cagliari Club, ancora un'amministrazione che vuole sensibilizzare la popolazione o le società sportive che ne fanno parte a temi di questo tipo. Le stesse società sportive che vogliono confrontarsi su questi temi non hanno che da mettersi in contatto con me, cercare uno dei tanti contatti, Facebook va decisamente bene attraverso i messaggi per chi non ha il numero di telefono, ma è facile reperire anche questo perché abitualmente lo do a tutti, quindi non ci sono problemi di questo tipo, e così avremo modo ancora una volta di parlare di calcio, soprattutto di tentare di diffondere i concetti puri del calcio per fare in modo che si possa salvare, possa andare avanti, si possa conservare quello che è lo spirito che porta a essere tifosi del Cagliari, che è una cosa che ci distingue rispetto all'essere tifoso di altre squadre. Anche questo si è analizzato nell'ambito della serata di ieri, ripeto, la prima di una seconda serie dove non si sta tanto sui contenuti del libro, si parla invece delle ragioni che hanno portato a scrivere un libro come questo e qual è lo spirito, l'intenzione, l'idea di diffondersi di certi valori che probabilmente servono al calcio e non servono solamente a noi per crederci ancora.